abbiate risposto così calorosamente alla nostra prima iniziativa in presenza in auditorium. Mi dispiace, come dire, le distanze sono queste, le dobbiamo mantenere, e adesso faccio accendere anche un po' l'aria che vedo che è un po' caldo, quindi per tenervi, come dire, più accesi. Allora, sono molto contento di avere come ospiti Adriano Favaro, Carlo Nordio, Giuseppe Sarti e Maurizio Dianese, che con noi oggi parleranno in questo quarto ed ultimo appuntamento del ciclo sul terrorismo, sulla stagione del terrorismo nel Veneto, in Italia, tra anni 70 e 80. Vi ricordo che avevamo cominciato a fine aprile con una bellissima iniziativa con l'ufficio scolastico regionale, con oltre 1400 studenti collegati, qualcuno dal pubblico ha anche partecipato a quella iniziativa, che ringrazio anche lei. E poi abbiamo continuato parlando di terrorismo come tradizione culturale, nel senso come dimensione di lungo periodo della storia delle vicende terroriste dalla rivoluzione francese in avanti. E poi con Adriano Favaro, Giuseppe D'Aliercio ed altri abbiamo parlato delle vicende legate proprio ai fatti di Mestre, quindi ormai di 40 anni fa, e oggi chiudiamo questo bellissimo ciclo di approfondimenti che danno un po' il senso di che cosa è M9 e cosa vuole essere M9 per questa città e per il paese. Questo ciclo di appuntamenti è stato organizzato insieme al Centro Studi Storici di Mestre, sono molto felice di ricordarlo, e insieme a Federmanager Venezia. Io quindi chiederei all'avvocato Ticozzi se vuole venire anche lui a fare un saluto e ringraziare. Dice di no, benissimo, però invece eravamo d'accordo col presidente di Federmanager Venezia, che come dire hanno partecipato magari meno in prima persona a tutte le nostre iniziative, quindi mi piace che prenda la parola per dire anche loro qualcosa. Grazie, buonasera a tutti. Con particolare commozione che prendo parte anche a questa diciamo seduta conclusiva. Sia Pino Tagliercio che Sergio Gori erano diciamo associati all'Associazione Dirigenti Aziende Industriali di Venezia. Il commissario Albanese era un mio vicino di casa a Mestre, quindi i ricordi sono tutti vivissimi. Anche diciamo la nostra partecipazione a questo evento è passata attraverso la collaborazione che ha prestato il nostro collega Giuliano Paoli nel attingere anche a tutte le notizie, documenti, informazioni di cui noi disponevamo presso la nostra sede. Ecco, è un grande piacere e onore rincontrare Adriano Favaro, e non mi resta che esprimere tutto il mio apprezzamento e la stima per il giudice Carlo Nordio. Maurizio Dianese era un compagno di liceo al classico, al Franchetti, e quindi diciamo che tutta questa occasione di incontro diciamo, è stata veramente molto opportuna. Il prossimo appuntamento, almeno per noi, sarà a luglio in quella sede dove si è verificato 40 anni fa, diciamo, il ritrovamento di Pino Tagliercio. Ecco, quindi la commozione in questo momento è molto forte. Ringrazio anche Giorgio Borin, anche se Giorgio Borin è Confindustria Venezia. Ripeto, Giuliano Paoli e Giorgio Borin sono stati, diciamo, i nostri, diciamo, attori nel collaborare, diciamo, a questa iniziativa. Bene, grazie a tutti, buon lavoro e che questi tristi tempi qua non abbiano più a ripetersi. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie.
Allora, grazie mille. Io prima di dare la parola ad Adriano Favaro vi devo ancora i saluti del Presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi, che non poteva essere qui presente, ma ci teneva a salutarvi, e anche del direttore di M9, Luca Molinari. Allora, Adriano, grazie, e a te la parola per questo incontro. Grazie a voi. Andiamo via prima delle 7:30. Ma perché ci mandano fuori? Forse magari qualcuno vorrebbe continuare a parlare, queste robe sono piuttosto strane, si fa fuori, ecco, tanto ve lo dico subito, se no dopo diventa colpa mia. I signori che sono qua, che molti di voi conoscono bene, se qualcuno benissimo, sono bravissimi a fermarsi e dire basta, quindi sì, perché qualcosa magari potrebbe essere opportuno che dicesse anche il pubblico, cioè io sono sempre curioso, 2 domande, alzo la mano, mi hanno insegnato così, magari faccio delle figuracce qualcosa, però insomma. Allora, ho visto circolare il mio libro, grazie a qualcuno, l'ho consigliato perché magari può conciliare anche il sonno, non si sa mai, sono degli eventi, anche se gli argomenti trattati non sono tali, però, ma perché dico questo? Perché nell'esergo, la parte iniziale del libro, scrivo una frase copiata, come tante cose che sono nel libro, quando avremmo la possibilità di dire tutta la verità non ce la ricorderemo più. È Leo Longanesi che scrive queste cose, uno che non ha mai scritto frasi, ha sempre lanciato delle frecciate che colpivano e che inchiodavano, ma ha fatto questa frase concorrenza nella mia mente a lungo con un altro signore che io ho incontrato per caso, che si chiama Blaise Pascal, e siamo agli inizi del 1600, che scrive: la memoria è necessaria per tutte le operazioni dello spirito. Poi molti dei suoi pensieri li ripensava e scrive tra parentesi: il quale, spirito, perciò, è soggetto a tutte le incertezze e le eclissi di essa, scusate, della memoria. Quindi non sappiamo cosa possiamo ricordare, che cosa memorizzare. Il lavoro di raccolta delle testimonianze l'ho fatto perché molti dei racconti che abbiamo sentito in questi periodi sono evanescenti, se ne sono andati. Vi faccio solo un esempio: provate ad andare negli archivi e scoprirete: 1, gli industriali non ce l'hanno perché hanno fatto tanti traslochi; 2, quelli dei giornali non ci sono più perché sono chiusi fisicamente, cioè non ci sono più gli archivi; 3, la biblioteca ce l'ha, però bisogna avere appuntamento fra 2 mesi perché l'impiegato è andato da un'altra parte; 4, l'archivio di Stato ha qualcosa, però ce l'ha tutto da un'altra parte, bisogna farselo venire, trovare, e tutto dura 2 ore, eccetera. Cioè ci vogliono mesi per leggere una carta. Io credo che questo non sia un sistema, tra virgolette, di un paese civile e democratico, perché mettere le mani sulla storia significa anche guardare quello che gli altri e anche noi qualche volta abbiamo fatto. Non solo noi che abbiamo operato nei giornali o nei tribunali, noi tutti. Questa storia la voglio vedere come è stata raccontata nelle varie forme. Per questo il museo M9, che ha questa cavea che potrebbe essere moltiplicata per 3, che lo faremo una volta di nuovo queste cose, dice: vediamo che cosa è titolato, vediamo che cosa si può fare per ricordare, sono passati 40 anni, in nome del popolo italiano, la difficile giustizia. Forse questo è l'incontro più delicato, difficile. E vorrei cominciare con il giudice Nordio. Carlo Nordio, quando gli ho telefonato, dico: Carlo, parliamo un po' di questa cosa. Mi fa: ma sai che nessuno mi ha mai chiesto niente in 40 anni? E dico: scusa, ma come? No, fa: sono stato quello che ha istruito più processi delle brigate, non mi ha chiesto niente nessuno. E poi il finale del nostro lungo e interessantissimo colloquio è stato ma tutti quelli che hanno ammazzato, ucciso, sparato e si sono pentiti così, in un attimo, perché i pentimenti sono avvenuti come Paolo colpito dai raggi divini, non è che ci hanno messo mesi, qualcuno sì, un paio di mesi, qualcuno forse un po' di più, ma alla fine diceva arrestato, colpito. Una volta dicevano sono prigioniero politico, arrestato mi pento. Ecco, Carlo Nordio, che ha elaborato in nome del popolo italiano tutti questi procedimenti per poi arrivare a dire i giudizi sono tali. C'è giustizia, c'è stata giustizia in quegli anni, anche se la parola giustizia andrebbe a finire nel discorso di Blaise Pascal, questa cambia, visto cosa succede. Insomma, i cittadini che si sono seduti qua e quelli che sono seduti di fronte
possano dire abbiamo avuto uno Stato che ha organizzato le cose per difendere se stesso e difenderci noi tutti fisicamente. Forse c'è un telefono, un coso lì, bisogna accenderlo, non so quanti ce ne siano. Bene, grazie. Grazie della vostra attenzione. Abbiamo concordato... Al 12° minuto. No, abbiamo concordato 10 e io sarò svizzero e al 10° in caso mi dai una pedata. Vi ringrazio, mi permetto anche di salutarvi come parziale padrone di casa, visto che io faccio parte del consiglio di amministrazione della Fondazione di Venezia che controlla l'M9, quindi anche in questa qualità sono particolarmente orgoglioso, naturalmente non mi voglio certo sostituire il Presidente che ci manda tutti a salutare, però insomma sono particolarmente orgoglioso che questa splendida struttura venga dedicata a questo momento di ricordo e di rielaborazione. La domanda sulla giustizia è una domanda complessa e non posso dire impropria perché è una domanda che si fanno tutti, però è una domanda che esige una ricostruzione storica di quello che è successo per poi concludere se vi sia stata o meno giustizia. Perché la responsabilità a monte, come si dice, ovviamente quella principale è dei brigatisti, ma a monte è una responsabilità dello Stato, che non si è accorto negli anni precedenti che stava germinando questo fenomeno terroristico che alcuni hanno addirittura sfruttato. Sfruttato nel senso che per molti anni si è parlato di sedicenti brigate rosse, si è parlato di complotti da parte di brigatisti travestiti che in realtà però erano la CIA, erano il Mossad, erano gli americani. Non si è voluto vedere quello che poi invece avrebbe detto niente meno che una comunista, Rossana Rossand, cioè che c'era aria di famiglia nelle Brigate Rosse. Le Brigate Rosse erano germinate nell'ambito, tutto quello che dico ovviamente è documentato, tra l'altro queste persone le ho interrogate tutte anche durante la mia opera di consulenza alla Commissione Terrorismo e Stragi, dove mi era stato proprio affidato l'incarico di redigere la relazione che riguardava il sequestro dell'onorevole Moro e quindi tutto l'aspetto del terrorismo rosso in Italia, non solo nel Veneto. Le Brigate Rosse erano nate in nuclei essenzialmente dell'Emilia Romagna che erano costituiti da persone che credevano nel concetto della resistenza tradita. Secondo loro, dopo la guerra si sarebbe dovuto instaurare una repubblica più o meno popolare e invece l'avvento della democrazia cristiana, il controllo, dicevano loro, degli americani, della Chiesa, eccetera, eccetera, insomma aveva tradito questa resistenza. Non credevano minimamente nel riformismo, né in quello socialdemocratico e nemmeno in quello, sia pure molto edulcorato, del comunismo di quel tempo, quindi era un pseudo riformismo, però era comunque un comunismo che accettava la democrazia e accettava le regole della Costituzione, loro no. E hanno iniziato questa lotta armata. Tutto quello che hanno fatto lo avevano detto prima, lo avevano annunciato a destra e a sinistra e anche con una serie di progressioni, perché non avevano iniziato la loro opera ammazzando Tizio e Caio. Prima avevano fatto le rapine per autofinanziarsi, poi avevano fatto le gambizzazioni e poi hanno cominciato di tanto in tanto ora a colpire prima un magistrato, poi un poliziotto, poi un avvocato, finché in questa escalation sono arrivati a quello che loro hanno chiamato l'attacco al cuore dello Stato, cioè a Moro, al sequestro e all'uccisione poi dell'onorevole Moro. E posso darvi dei numeri che nessuno sa. Quando è stato fatto, ripeto, tutto questo è documentato perché poi quando le Brigate Rosse sono crollate le abbiamo ricostruite perfettamente anche nei loro organigrammi. Pensate che nel solo Veneto avevano una colonna che era costituita da più di 200 persone, tra l'altro alcune delle quali abitavano a Treviso vicino a casa mia. Io abito a Treviso ancora oggi, ho sempre abitato a Treviso, e da lì sono partiti tra l'altro per la spedizione che ha ucciso non il povero ingegnere, a sequestrare il povero ingegnere Taglierzo, ma a uccidere il commissario albanese. Avevano una sede proprio vicino alla stazione di Treviso, piccolo particolare, hanno ripetuto l'attentato 2 o 3 volte perché il commissario era uscito di casa la prima volta con la moglie, la seconda volta aveva
un amico, adesso non mi ricordo cosa, comunque essendo loro molto selettivi negli attentati, non perché fossero persone buone, certo non erano neanche sanguinarie come poi molte le hanno definiti, belve umane o altro, no, erano dei guerrieri che sapevano morire, sapevano combattere, sapevano uccidere e volevano selezionare il bersaglio sparando senza fare vittime inutili attorno, anche perché queste vittime avrebbero evidentemente poi portato, diciamo così, dato un'immagine crudele di questo loro movimento, mentre loro volevano dimostrare che selezionavano proprio i bersagli che rappresentavano lo Stato in tutte le sue manifestazioni, quindi sia chi indossava la toga o la divisa, ma anche chi collaborava come gli avvocati, i giornalisti, eccetera, che facevano sempre parte di questo mondo. Ecco, quando l'onorevole Moro è stato sequestrato e ucciso, hanno partecipato a quell'azione una ventina di capicolonna che venivano da tutta Italia e hanno fatto un'azione militarmente perfetta che noi eravamo assolutamente impreparati a gestire e ad affrontare. Erano molto più bravi di noi e quando infatti ancora oggi me l'ha chiesto anche l'autore, ma chi c'era dietro le Brigate Rosse? È una risposta molto semplice. C'erano le Brigate Rosse, ma era già abbastanza, perché noi non riuscivamo a capire che Moretti, Gallinaro, eccetera, eccetera, erano molto più bravi di noi nell'organizzare gli attentati, nel gestire i rapimenti, ed erano anche molto più motivati. Figuratevi che Prospero Gallinari, uno dei capicolonna delle Brigate Rosse, io ho parlato con quelli che hanno fatto il conflitto al fuoco durante il quale è stato catturato, e poiché lui aveva sparato per primo e gli agenti hanno risposto al fuoco, loro mi hanno detto: dottore, a me, guardi, noi abbiamo cessato di sparare quando abbiamo visto metà cervello sulla piazza, sulla strada, sul selciato. Poi l'hanno portato in ospedale e questo è stato un mese in coma, poi si è svegliato e ha detto: sono un prigioniero politico. Ecco, questi erano i brigatisti rossi, dopodiché gli hanno messo una calottina di acciaio ed è vissuto con un forte mal di testa però per altri 20 anni. Ed è sempre, cioè, era gente che era disposta a uccidere e a morire, alcuni li chiamano martiri, altri li chiamano fanatici. Voi sapete, studiando la storia, che la distinzione tra l'eroe e lo stupido è spesso una distinzione molto sfumata, sono dei confini che sono evanescenti, però questi erano. Ed erano bravi, erano preparati, erano coraggiosi, erano intelligenti. Lo Stato non lo era. Ad un certo punto ancora un minuto, giusto? Vero? Ho un minuto. Allo stesso punto, sapete cosa ha fatto lo Stato? E da lì è cominciata diciamo così, la commistione tra giustizia e politica. Lo Stato, non sapendo che pesci pigliare, ha convocato a Roma il Ministero della Giustizia i magistrati che dirigevano le inchieste sulle Brigate Rosse, tra i quali immeritatamente il sottoscritto, che era l'ultima ruota del carro perché era il 1981, io avevo poco più di 30 anni, però ero il giudice istruttore, l'unico che indagasse assieme ai pubblici ministeri che indagavano a Venezia sulle Brigate Rosse. Ci hanno chiamati e hanno chiesto e hanno detto paro, come si dice, che non sapevano che pesci pigliare, cioè non avevano la minima idea di una strategia per vincere questo fenomeno che stava dissestando il paese in tutti i sensi. E fu lì che la magistratura fu investita dallo Stato di un compito che non era il suo, però è anche vero che in quel momento è stata la magistratura protagonista non dico del salvataggio del paese, ma della elaborazione della strategia che avrebbe portato poi il paese alla vittoria finale. È un merito che va dato essenzialmente ai magistrati di Torino. Io ho differenze, come i miei 25 lettori sapranno, differenze enormi con Giancarlo Caselli su tantissime cose, però gli ho sempre riconosciuto che il giudice Caselli nella lotta delle Brigate Rosse è stato il più bravo, il più grande magistrato d'Italia. Avrebbero dovuto fargli un monumento perché è stato bravo, intelligente, coraggioso, ha capito tutto e ha suggerito la cosiddetta legislazione premiale. Sto arrivando alla conclusione. Cioè noi avevamo capito, meglio lui aveva capito con i suoi colleghi, che le Brigate Rosse dopo l'affaire Moro non avevano più niente da dire, perché lo Stato aveva dimostrato che con loro non avrebbe mai trattato. Se non ha trattato con Moro è ovvio che non avrebbe trattato, poi l'ha fatto con Ciro Cirillo, ma quella era un'altra cosa estremamente marginale. E quindi non avevano
proprio la prospettiva, il progetto politico era fallito, potevano continuare ad ammazzare quanta gente volevano, ma alla fine non avrebbero cavato un ragno dal buco. E quindi, giocando su questa crisi che stava già serpeggiando tra i brigatisti, nel senso che molti di loro avevano capito che la guerra era persa, si poteva fare i cosiddetti ponti d'oro, cioè una legislazione premiale per chi si fosse dissociato dal terrorismo, facendo anche collaborazioni attive oppure semplicemente dissociandosi, e quindi evitando la marea di ergastoli che prima o dopo gli sarebbe arrivati. Concludo. È giustizia o non è giustizia? È stato un contratto che ha fatto lo Stato. Eravamo in guerra, lo Stato ha deciso di fare questa scelta, è una scelta che secondo me è stata produttiva. Tant'è vero che quando, con la liberazione del generale Dozier agli inizi dell'82, abbiamo diciamo, catturato le prime persone, è venuto tutto in intera palcatura. E come hai detto tu prima, queste persone come venivano catturate, mentre prima dicevano sono prigioniero politico, dopo un po' si pentivano tra virgolette, nel senso che però collaboravano, e in 2 mesi noi abbiamo catturato in Italia 2.000 o 3.000 persone, solo nel Veneto più di 150. Ecco, questa, ripeto, è giustizia o non è giustizia? Per cui ho detto che è una domanda, non dico impropria, ma difficile da discutere. È stato un contratto che lo Stato ha fatto con queste persone e che però alla fine è risultato, diciamo così, vincente. Beh, 10 minuti per una sintesi così, sono molto compatti, credo che li rievocheremo ancora, ma grazie davvero, perché questa è la strada, ed è una strada che ha come testimoni, e io ho cercato nel mio lavoro, ma anche in altre tante occasioni, di dire quelli che sono rimasti i parenti amo quello che Cacciari una volta ha detto, non sono vittime, sono testimoni. Sono stati testimoni del loro credo, della loro vita, della loro maniera di stare al mondo, del loro capire cosa stavano a fare assieme agli altri, e hanno fatto la loro testimonianza pagando con un gesto con la vita, che poi è il prezzo massimo. Contemporaneamente, mentre c'era questo lavoro, l'ho detto prima, ho ritrovato delle carte che l'avvocato Giuseppe Sarti, Beppi Sarti, alpino italiano avvocato, credo sia questo l'ordine, o forse inverto qualche elemento, mi aveva dato decenni prima, ed era una sua memoria per un tribunale. E l'ho riletta e dico, questa è un'altra delle chiavi sulle quali noi dobbiamo riflettere. E quando abbiamo cominciato il colloquio, lui mi fa, sa, mio padre mi ha portato a un funerale. Non era un funerale qualsiasi, era un funerale di un signore che si chiamava Fulvio Croci, che aveva accettato, tra virgolette, gli avevano imposto, mica aveva scelto, di fare il difensore d'ufficio a Torino quando i brigatisti, siamo nel 77, quando i brigatisti dicono noi difensori di uffici non ne vogliamo, i difensori di uffici servono ai giudici per giustificare i giudici e il potere che lo Stato ha contro di noi, anzi se fate il difensore d'ufficio vi ammazziamo, fatelo. Tra di questi difesi c'era Gallinari. Gallinari non è un signore qualsiasi, è quello che cerca nel 74 di mettere su la colonna di Porto Marghera più che veneta. Non ce la fa perché 2 agenti, polizia, carabinieri, lasciamo stare questi, entrano nella sua abitazione, stavano per scoprire che aveva nascosto dentro la giacca dei documenti e lui si butta giù dal secondo piano, non si fa niente o quasi, scappa, arrivederci, e poi si comporta in questa maniera. Viene fatto evadere dal carcere di Treviso 23 giorni prima che finisca il suo tempo di carcerazione, tanto che qualche presidente del Consiglio o qualche grosso importante uomo politico dice forse non è evaso perché volevano i suoi amici brigatisti, l'ha fatto evadere qualcuno, per cui le sabbie mobili e le polveri che si alzano su queste cose. Gallinari muore secondo i suoi colleghi di lavoro perché ha un infarto dopo che aveva delle situazioni fisiche molto difficili e sbatte con la macchina contro un muro. Se andate a vedere tutti i giornali del giorno dopo, dicono che era morto di infarto dentro il garage. Versioni differenti, ma che danno veramente quell'attimo di inquietudine. Allora, Beppi Sarti mi dice, ma sa, io ho seguito la linea che mi aveva detto mio padre, bisogna fare l'avvocato d'ufficio.
E dico, l'avvocato d'ufficio con quelli che, e finisco, dovevano essere presi, imprigionati e dimenticati, perché questo era il volere di una grande parte anche di quell'Italia che allora era in difficoltà, a disagio, e di uno Stato che era veramente frantumato. Grazie. Io devo fare una premessa perché sia Adriano Favaro ma soprattutto Carlo Nordio hanno parlato di questi episodi, di questi anni dal di dentro. Il giornalista viveva giorno per giorno a contatto con i magistrati che raccontavano loro quello che potevano raccontare col segreto istruttorio, alle necessità soprattutto di mantenere la riservatezza sulle indagini. All'inizio veramente da disperazione non si sapeva da che parte andare a prendere questa brutta bestia delle Brigate Rosse, se per la coda o per la testa, perché non se ne capiva nulla, salvo il terrore che camminava dietro le spalle di ciascuno di noi per le strade, perché poteva capitare di essere in mezzo ad un'esplosione così, senza sapere né perché né per come. Quando un giorno io ero appena tornato dal servizio militare, mio padre all'epoca era presidente dell'ordine e, come Carlo sa bene, i presidenti dell'ordine erano obbligati ad assumere la difesa d'ufficio dei brigatisti e di tutti coloro che rifiutavano la difesa tecnica che lo Stato italiano e il codice imponevano a qualsiasi imputato. Mio padre si lamentava all'epoca perché diceva quotidianamente: io devo chiudere lo studio, non lavoro più, mi chiamano in continuazione, perché purtroppo la classe forense veneziana non era molto disponibile ad andare a partecipare agli interrogatori di personaggi che guardavano un po' di traverso gli avvocati dicendo: mi vuoi difendere? Bene, io ti metto nel libretto e poi può darsi che ti succeda qualcosa. Ma chi è obbligato, e mio padre era stato un capitano degli Alpini e mi impose di fare l'ufficiale degli Alpini, aveva una dirittura morale sulla quale non si poteva neanche pensare di discutere, e me l'aveva insegnata. Con un termine medico potrei dire: mi aveva instillato il virus. Io tornai dal servizio militare con l'orgoglio della penna che mi era stata data sul cappello e con un unico ideale incrollabile che ancora ho oggi, ed è quello della bandiera italiana. Quando sentii queste lamentele dissi: senti papà, io non ho tessere politiche, non sono iscritto a nessun partito, faccio il mio dovere, faccio l'avvocato, ci credo, ho una passionaccia per il penale, se vuoi io mi propongo in tua sostituzione, così ti consento, lui era un civilista, di mandare avanti lo studio. Quando mi presentai in procura da Gabriele Ferrari, conobbi una specie, un gentiluomo, un signore di pochissime parole, ma conobbi una specie di lama di rasoio, un uomo con il quale per le Brigate Rosse non si poteva neanche lontanamente pensare di scendere a compromessi, a discorsi, a spiegazioni. Lei vada, faccia quel che deve, ma mi guardava come per dire: la barricata è una sola. Io mi trovai in un trauma e in un dramma interiore non da poco, perché non è il caso che dica oggi, lo lascio immaginare, quale sentimento io potessi nutrire verso dei brigatisti che a livello storico oggi condivisibilmente Carlo ci spiega essere stati persone che erano in guerra, ma al momento erano dei delinquenti che uccidevano. Non c'era per il cittadino un'interpretazione diversa, esterna, da poter dare. Non era né tempo né modo quello di dire: ma tutto sommato loro hanno qualche cosa. Io cominciai a entrare in quell'ordine di idee qualche mese dopo, quando mi capitò per le mani, perché avevo assunto la difesa di colei che uccise il commissario Albanese, mi capitò per le mani qualche manifesto, qualche, chiamiamola lettera, qualche comunicato delle Brigate Rosse.
erano comunicati scritti fitti, che Carlo ricorderà perfettamente, con una punteggiatura molto approssimativa e quindi con una difficoltà di lettura molto articolata e difficile, perché era un pensiero unico, era un effluvio continuo, e ai primi momenti veniva voglia di dire ma sì, cartaccia, ma poi leggendo, rileggendo attentamente, c'era una lucidità criminale, ideologica, spaventosa sotto, che poteva giustificare il fascino di quelle 200 persone che si erano affiliate clandestinamente e in maniera imprevedibile. Vengo velocissimamente anch'io, bruciando tappe in maniera cronometrica. Quando assunsi la difesa di Marina Bono, l'assassina di Alfredo Albanese, venni immediatamente a contatto, tanto per darvi una prima visione, un flash di come si svolgevano questi interrogatori. Non è che si andasse con la borsa in procura o alla polizia giudiziaria, no. Un giorno venni prelevato da 2 appartenenti della Polizia di Stato in Borghese, venni portato giù dalla porta dello studio, caricato in una Giulia Super, me la ricorderò finché vivo, e fatto girare per 4 ore per il Veneto. Abbiamo girato per tutto il Veneto, per finire dove? A Noventa di Piave, nella caserma dei Carabinieri dove era stata portata Marina Bono. Ponte di Brenta, chiedo scusa. Sì, alle porte di Padova. Ho un ricordo, vorrei dire, fotografico anche dei corridoi che dovete... Era il mio compleanno. Ecco. 6 febbraio. Esperienza della memoria. Ecco. No, solo una cosa, avvocato. Marina Bono quanti anni aveva? 18-19. Ecco. L'ufficio non era un ufficio, venni condotto lì perché la conoscessi, era in una cella di 1,5 metri per 1,5 metri, seduta su una panchetta, con la gamba sinistra sotto il polpaccio fasciata, per modo di dire, con della garza bianca ma intrisa di sangue, perché aveva avuto recentissimamente, da poche ore, uno scontro a fuoco in esito al quale l'avevano arrestata, e trovai una ragazza in lacrime che praticamente non era in condizioni di dire nulla. Quando io cercai di darle le prime indicazioni sulla mia veste di difensore tecnico, che non voleva minimamente sentir parlare di discorsi politici, di favoreggiamenti oppure di contatti con la magistratura per far comprendere quale fosse l'ideologia sua, lei mi disse una cosa soltanto, congedandomi: se lei crede che io sia un infame, si sbaglia. Quella frase mi è rimasta nel cervello, perché mi domandai se, visto che Gabriele Ferrari, il collega di Carlo Nordio, mi aveva anticipato che si trattava di una delle prime persone pentite, con quella frase io ebbi dei dubbi interiori non da poco. Devo averne una paura tremenda? Devo avere la convinzione che costei sia ancora organica al movimento e si senta quindi una belva catturata? O sono di fronte ad una persona che sta rielaborando tutta la propria vita e tutta la propria esistenza? Poi i giorni passarono, arrivammo, devo dire, con una mia minima partecipazione al processo, perché la magistratura lavorò in maniera non perfetta di più. Tra la polizia giudiziaria, aiutami Carlo, il colonnello dei carabinieri era all'epoca Ganz, il colonnello Ganz era di una bravura formidabile, e i pubblici ministeri lavorarono in maniera coordinata, organica, e usarono una siringa molto abile e trassero dalle conoscenze di Marina Bono tutto quello che c'era da conoscere. Ma c'era molto poco da conoscere. 2 minuti. C'era molto poco da conoscere. C'era da conoscere una persona che era stata comandata di fare, uso le virgolette, di fare l'omicidio, perché quella era l'iniziazione e la prova della fedeltà e dell'attaccamento al movimento. Io chiudo con una frase che tra le tante mi è rimasta scolpita nel cervello.
al dibattimento, il presidente della Corte d'Assise, dottor Gianfranco Candiani, fece una domanda diretta a Marina Bono. Ma insomma, lei ha sparato al volto del commissario, gli ha piazzato 6 colpi in faccia. Ma perché tutti e 6? Risposta candida, si muoveva sempre. Allora, ci sono senz'altro degli aspetti di una durezza alla quale non siamo abituati. Io ogni tanto faccio vedere delle slide delle prime pagine dei quotidiani di allora. Beh, fanno impressione, fanno veramente impressione. Quando ritrovano il corpo di Giuseppe Taliercio, ci sono anche contemporaneamente 3 ragazzi morti per droga. Siamo nel luglio del 1981. Non è cambiato niente, la droga di Maestre, è sparita la violenza politica, ma il terrorismo ha fatto delle devastazioni sociali. C'è un problema, si sono dimenticati tutti o quasi, gli insegnanti che hanno 40-50 anni dicono noi non le abbiamo studiate perché non era ancora storia, i ragazzini gli dicono nessuno ce l'ha raccontate, ma è mancata la trasmissione di una conoscenza, di una cronaca che ha per fortuna la forza di rinnovarsi e di riscriversi. Molte volte sono stati i giornali, i giornalisti, le figure che ancora calpestano i corridoi dei palazzi di giustizia o dei giornali, quelli che sono rimasti. E dico questo perché Maurizio Dianese un giorno del 95-96, non me lo ricordo più, dice sai c'è una cosa grossa con il giudice Salvini. E dico Piazza Fontana. Sì, dice, perché noi stiamo parlando di terrorismo rosso, ma Mestre, questa città, il Veneto, Padova, Treviso, così come Nordio dice, adesso dice in stazione, lui abita attaccato alla stazione, i brigatisti erano di fronte a casa sua, quindi questa era la connessione che noi non percepiamo quasi più, cioè brigatista era chiunque noi non conoscevamo, e questo era il, tra virgolette, terrore che percepiva, poi per qualcuno era distante, per qualcuno invece era quotidiano e vicino, molti colleghi giravano con la pistola in tasca, a qualcuno hanno sparato, qualcuno ha detto non ho ucciso il bimbo del vicino di casa mia che metteva via la bici all'ultimo momento perché mi sono fermato, ma siccome ho una buona mira, faceva il cacciatore, ce l'avrei fatto fuori con un colpo solo. Questa era la dimensione nella quale noi vivevamo e che abbiamo cancellato. Ritorno a Maurizio Dianese, che ha operato in un territorio difficilissimo assieme a Gianfranco Bettin, che prima ho visto e che adesso è da qualche parte. C'era giusto dietro il PC, ciao Gianfranco. Allora, terrorismo rosso sì, ma Mestre è stata la culla, la sede, l'università, il laboratorio di un mondo dell'estrema destra che, come Carlo Nordio ha detto, l'estrema destra fa le stragi, i brigatisti miravano e colpivano solo quello, difficilmente, come dire, c'erano delle pallottole vaganti che prendevano qualcuno per strada. Ecco, riraccontare questa cosa per Maurizio è stata difficilissima. Io ricordo quel giorno, sono andato dal direttore e dico, direttore ci sarebbe questa roba qua, non vi dico la risposta perché tutto cade in prescrizione, però ho detto strada in salita ma di quelle da quinto grado superiore senza neanche possibilità di corde per la caduta, eppure qualcosa ne è uscito. Se riesce a far capire qual era l'altro fronte, Maurizio, di questa città, di questa area che ha creato delle inquietudini enormi. Grazie. Intanto storicamente il terrorismo nero è precedente al terrorismo rosso, partiamo dal 69, arriviamo più o meno al 74, si esaurisce il terrorismo rosso nel 74, il terrorismo nero nel 74 inizia quello rosso, questo per inquadrare dal punto di vista storico. Ma la storia di Piazza Fontana per quanto mi riguarda è semplice, cioè nel 1995 leggo sul giornale che a Milano è ripartita l'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69 e che c'è un giudice che si chiama Guido Salvini che sta puntando l'attenzione su alcuni mestrini e sono tutti ex allievi del liceo classico Franchetti. Nel 1969 io entro al liceo Franchetti e l'allora bidello del Franchetti, il mitico Grazioso, mi dice ma è Piazza Fontana, l'hanno messa gli stessi che hanno incendiato la palestra del Franchetti. La palestra del Franchetti era stata incendiata qualche anno prima al momento degli esami di laurea all'unico scopo di far saltare l'esame di laurea.
Gli unici due che si presentarono in ritardo quel giorno furono Delfo Zorzi e Guido Busetto. Delfo Zorzi venne inquisito per la strage di Piazza Fontana. Allora, nel 95, erano passati un po' di anni, io torno da Grazioso Chiarin e gli dico: ti ricordi di avermi detto quando avevo 15 anni e non sapevo né leggere né scrivere sta roba che tu sapevi che aveva messo la bomba in Piazza Fontana? Dice: certo, solo tu non lo sai. Da lì è partita l'inchiesta, il primo libro che abbiamo fatto con Gianfranco Bettin, quello di 2 anni fa che non siamo riusciti a presentare, e questo l'ho portato all'unico scopo di dire che si chiama Gianfranco Bettini e non come è stato scritto Maurizio Bettini, perché la storia che noi ricostruiamo a partire dal 1995 a un certo punto si interseca con l'inchiesta che sta facendo Salvini. Io frequento pochissimo le procure, anzi diciamo che tendenzialmente non le frequento proprio, vado per conto mio, e però molto spesso mi interseco con le indagini, tant'è vero che a un certo punto scopro nel 97, quando Felice Casson mi rinvia a giudizio per favoreggiamento nei confronti degli autori della strage di Piazza Fontana, ricettazione e varie altre cose, scopro che c'è un'intercettazione ambientale che mi riguarda in una delle tante occasioni in cui vado a parlare, nel caso specifico con Piercarlo Montagnier, che aveva un negozio di fotografie in Via Verdi. Ci sono anche un sacco di altre intercettazioni, curiosamente ce n'è una fatta a casa di uno dei neofascisti che si chiama Stefano Tringali, in cui dice che mi vuole sparare un colpo in testa. Io non vengo a sapere assolutamente nulla di questo finché non vengo rinviato a giudizio, non c'è il processo e non riesco finalmente a leggere le carte. Ma sulla strage di Piazza Fontana, alla fine, i giornalisti sono quelli che hanno fatto non solo la parte del leone, ma gli unici che orgogliosamente possono dire di aver ricostruito per filo e per segno tutto quello che è successo. Se noi oggi sappiamo tutto della strage di Piazza Fontana è grazie ai giornalisti. La verità storica è accertata, la verità giudiziaria no. La verità giudiziaria è rimasta per strada. Tant'è vero che se dovessimo dire chi è stato condannato per la strage di Piazza Fontana, a parte chi si è autoaccusato, cioè Carlo Di Giglio, gli unici 2 condannati sono Gianfranco Bettini e Maurizio Dianese, perché sono stati querelati per il primo libro che hanno scritto su 2 episodi che eravamo in grado di dimostrare perché avevamo testimoni diretti, e siamo stati condannati. E Feltrinelli, bontà sua, ha pagato 50 milioni di euro per 2 episodi, ripeto, di lire, sì. Di lire, beh, sa mai. Erano tanti, sì, avremmo, difatti Gianfranco Bettini mi chiamava e diceva che facciamo? E diceva, vabbè, andremo a chiedere la carità. Per dire che sulla strage di Piazza Fontana, che è la strage decisiva, cioè quella che mette in moto la storia recente d'Italia, è quella che poi darà il via libera anche per certi versi al terrorismo rosso, nel senso che si sentiranno giustificati a reagire e ad uccidere, perché c'è la strage di Piazza Fontana, sappiamo il chi, il come, il quando, il perché, sappiamo che l'esplosivo è partito da Mestre, sappiamo dove è stato comperato, chi l'ha portato, chi ha confezionato le bombe, sappiamo tutto. Il problema è che invece la giustizia, nonostante siano stati fatti non so quanti processi, non è riuscita ad arrivare al dunque. Il motivo è molto semplice, e una volta tanto che non faccio la presentazione del libro con Bettini, che è costretto a stare zitto che è in platea, posso dire che l'elemento determinante che blocca l'indagine di Salvini, che sarebbe arrivata al dunque, che era lì per arrivare al dunque, perché quando poi ci siamo parlati, Salvini e il sottoscritto, abbiamo visto che andavamo sulla stessa strada, e cioè che io ero arrivato ai mestrini e che stavano per parlare e lui li stava interrogando contemporaneamente e aveva la stessa sensazione. Dopodiché succede che il giudice Felice Casson manda una informativa al CSM
e Salvini viene incolpato e per 7 anni l'inchiesta si blocca. Noi la riprendiamo in mano nel 2019-18, una roba del genere, e scopriamo che siamo sempre stati un passo indietro, cioè che man mano che arrivavamo a capire chi era che aveva fatto quella cosa era morto. E qui ci sono responsabilità di tutti i tipi. Per dirne una, e così chiudo, a un certo punto uno dei pentiti principali dell'inchiesta di Piazza Fontana, che è Carlo Di Giglio, dà un'indicazione diretta di dove era la Santa Barbara di questo gruppo di Ordine Nuovo di neofascisti trevigiani, mestrini, padovani e veronesi. E dice: si trova a Paese, vicino a una chiesa, c'è un viottolo e una villa storica. Uno delle casette, delle baracche di questa villa storica è il posto dove vengono tenuti gli esplosivi, le armi, eccetera. Per arrivare a questo casotto bisogna seguire un muro di sassi colorati, un muro alto 2 metri fatto di sassi colorati. Allora io vi sfido ad andare a Paese e a non trovare il posto. Vi sfido, è impossibile non trovarlo. Dopodiché la Digos di Venezia accompagna 2 volte Carlo Di Giglio in questo posto e non lo trova. Tant'è vero che noi veniamo a sapere di questo posto dove era tenuto l'esplosivo, le armi, che era stato affittato da Giovanni Ventura nel 1969, veniamo a sapere con 20 anni di ritardo. 25 anni di ritardo, e quindi tutti i pezzetti che mancano rispondono al fatto che, per quanto le nostre inchieste siano arrivate vicinissime a capire tutto quello che stava succedendo, in realtà c'è mancato il passaggio fondamentale, cioè che queste prove che man mano si aggiungevano potessero essere portate in tribunale. Dopodiché l'ultima sentenza dice: sicuramente la strage di Piazza Fontana è stata commessa da Freda e Ventura, che non possono più essere giudicati perché assolti in via definitiva. E giustamente, se uno è assolto, non può più essere giudicato. Sicuramente c'entra Carlo Di Giglio, il quale si era autoaccusato, e sicuramente il perno della strage di Piazza Fontana e delle stragi successive e degli attentati precedenti è il nucleo di Ordine Nuovo di Mestre. Nessuno di questi è stato condannato, tant'è che l'ultimo libro che abbiamo fatto si intitola La strage degli innocenti, perché Piazza Fontana è senza colpevoli, e la strage degli innocenti perché sono state ammazzate delle persone che erano assolutamente innocenti, e della strage degli innocenti perché non ci sono colpevoli. Finisco nel dire che i giornalisti nel caso delle stragi hanno fatto molto bene il loro lavoro, hanno aggiunto un sacco di informazioni e soprattutto hanno evitato i depistaggi, cioè hanno fatto in modo che la magistratura riuscisse a prendere la strada giusta. Dopodiché tutto si sapeva già nel 1970, si poteva arrivare tranquillamente alla condanna di tutti, a parte il nucleo mestrino che viene scoperto solo nel 1995 dal giudice milanese Salvini, e poi la storia è andata così, cioè resta un punto di domanda e resta il dubbio degli italiani, di tutti, anche di quelli che leggono i nostri libri, di dire: vabbè, ma sappiamo tutto di questa storia, sul serio siamo riusciti a capire com'è andata? Sì, sappiamo tutto di questa storia, per filo e per segno. Il fatto che non si sia arrivati a una condanna non è, una volta tanto, colpa nostra. Grazie Maurizio. E forse qualche libro in più dovremmo leggerlo tutti, perché siamo rimasti seduti su questa dinamite politico-sociale. Non a caso ho citato il 95, 96, non ricordavo bene, perché in quel periodo un direttore di allora viene quel periodo e mi dice: ma tu, è vero che tu sai lo spagnolo? Dico sì, 2 parole imparate per strada. Beh, allora questo è il numero dell'Argentina, chiama, e ti risponde un signore che si chiama Ventura.
panico, perché dico, io non ho seguito quasi, conosco, sì, lo spagnolo e basta, magari quello mi risponde in un'altra lingua, eccetera. E dice, dico, e cosa gli chiedo? Parla. L'ho riletta forse 10 volte quell'intervista e non sono ancora riuscito a capire a chi Ventura stava mandando dei messaggi. Però è chiaro che in questo caso io, giornalista... Adriano, posso dirti, un sacco di gente sa, Ventura ha parlato con un sacco di gente. L'unico che è andato da un magistrato, una sola persona è andata dal magistrato, ed è Lorenzon, Guido Lorenzon, che meriterebbe un monumento, il quale Lorenzon ha ricevuto un premio dal comune di Treviso l'anno scorso, quando ormai stava per compiere 80 anni, e ancora adesso che è costretto a lavorare perché ha avuto solo rogne nella sua vita, ancora adesso ha un sacco di problemi. Guido Lorenzon, insegnante, giornalista pubblicista, conosciamo bene tutti, e gli abbiamo sempre detto, ma dove hai trovato il coraggio? E lui fa, ma io queste cose dovevo dirle. L'altro esempio di una situazione difficile dove molti cittadini hanno detto, ma io queste cose dovevo dirle, contrariamente a tantissime altre cose. Dico questo perché le inquietudini di quegli anni serpeggiano ancora, non c'è assolutamente, e adesso ritorno da Carlo Nodi, sono riesplose 29-28 di aprile, quando qualcuno ha letto o si è svegliato al mattino con la radio o la televisione e ha capito che i nostri ex brigatisti, possiamo usare ex, insomma quei signori che erano scappati in Francia, potevano non stare forse più tranquilli, perché la dottrina Mitterrand, una dottrina che diceva quelli che prima dell'81 sono venuti in Francia, non si sono macchiati di reati sanguinosi, eccetera, possono restare qui perché di fondo, ma l'aveva già detto Giscard d'Estaing 3 anni prima, l'Italia la consideriamo come il Cile. Questo non lo scrivo, non lo dico io, ma era il sentimento che in Europa si vendeva. Cioè, l'Italia era una baracca politico, il giudice Nordio ha detto lo Stato non c'era, non funzionava, quanti poliziotti sono stati ammazzati e ancora le famiglie adesso perché hanno ucciso il mio, quello, non si sa. Non c'è una ratio, non c'è una guerra, non c'erano due forze in campo, ce n'era una sola e gli altri erano distratti. Allora, questa Francia che nasconde, tiene, sono stato anch'io in Francia, cercando e trovando un espatriato e un fuggito, e quella intervista non è mai uscita, una pagina intera ho scritto, pagato dal giornale in Francia, perché? L'ho riletta, anche quella non capivo, sono tante cose che non capiamo ancora, Maurizio. Perché lui diceva i socialisti ci hanno aiutato, e forse esagerava, forse mentiva, ma qualcosa nella politica italiana era ci creava inquietudini. Dico questo a Nordio perché, che ha detto la responsabilità è stata dello Stato, cito e mi sono trascritto per non tradire l'autore, stamattina in un giornale locale importante riguardo a una città, scrive Carlo Nordio, chiunque abbia un minimo di buonsenso capisce bene che tale sistema è demenziale, e si riferisce a un sistema dello Stato, della giustizia dello Stato. E poi qualche riga sotto, giustizia penale inefficiente invece che colpisce i pubblici amministratori. Si parla di una roba della giustizia di fronte a un piccolo gesto che ha messo in difficoltà un sindaco, ma di fatto il vero problema è questa giustizia che ha cercato che è riuscita a vincere una parte del terrorismo, eccetera, è davvero così malata ed è davvero così scesa in basso nella classifica della credibilità, e fino a che punto possiamo continuare a dialogare senza che non esploda qualcosa o senza che prima qualcuno trovi una riforma. Ricordo che il giudice Nordio ebbe un incarico di consulenza anche importante per dire il codice va riformato. Vero questo? Bisogna riorganizzare, ma stiamo parlando degli anni 80, fine? Inizio degli anni 90, anni 90 o un po' dopo, quindi di 20 anni fa comunque, è un'epoca, una generazione. Allora, hai messo scusate, no, hai messo molta carne al fuoco. Allora, punto primo, innanzitutto le due forme di terrorismo, il nero e il rosso, sono diversissime, anche nella strategia. Il nero colpiva a casaccio, metteva le bombe. Il rosso era estremamente selettivo, come ho detto prima, colpiva la persona. Se non era in grado di colpirla, rinviava.
per motivi strategici, mentre il terrorista rosso piazzava la bomba, che fosse a Piazza Fontana piuttosto che a Piazza della Loggia, piuttosto che da altre parti, comunque era molto più, posso dire, selvaggio, ecco, oltre che disordinato. Secondo, parliamo della giustizia. In quegli anni lì la giustizia ha raggiunto il massimo del suo prestigio, uguagliato appena, ma secondo me immeritatamente, 20 anni dopo con Tangentopoli, perché noi abbiamo processato tutti i brigatisti. Io parlo del terrorismo rosso perché ho fatto solo quello, non ho mai fatto indagini su quello nero, quindi le ha fatte Casson, parlo di quello che so di primissima persona. Abbiamo giudicato decine di terroristi sempre rispettando la legge. Non abbiamo invocato legislazioni speciali, non le abbiamo volute, abbiamo criticato quando le hanno fatte, tipo il fermo di polizia. Abbiamo sempre garantito tutte le forme di difesa sancite dalla Costituzione anche per i pluriomicidi. Abbiamo rispettato i patti quando li abbiamo fatti con questi brigatisti secondo le leggi dello Stato, e tutti ci hanno riconosciuto, a cominciare da loro, alcuni sono venuti dopo, li abbiamo ritrovati così, che se c'era stata una istituzione che in quel momento aveva tenuto altissimo l'onore della Repubblica, ovviamente forze dell'ordine, però la magistratura era stata impeccabile. Devo dire che la magistratura non ha fatto un buon governo di questa sovraesposizione anche di prestigio. Si è un po' montata la testa, tanto per dirla così. Tanto è vero che dopo è arrivato subito, quasi subito, il caso Tortora. Caso Tortora, che è arrivato 5 o 6 anni dopo la grande vittoria sul terrorismo, è stata l'aspetto degenerativo del successo del terrorismo, antiterrorismo. Perché? Perché è stato applicato alla camorra, o alla cosiddetta camorra, quel principio del pentitismo che aveva funzionato con i terroristi, senza tener conto che il terrorista pentito è un pentito davvero, non pentito morale, cristiano, no, un pentito ideologico, nel senso che ha capito di aver sbagliato, quindi non ha più nulla da dire, da perdere. Mentre il pentito camorrista o mafioso è inaffidabile fino all'ultimo momento. E due pentiti non fanno una persona affidabile, mafiosi, come due cretini non fanno una persona intelligente. E lì c'è stato il caso Tortora, che è stato devastante e ha tra l'altro provocato, ricorderete, quel referendum sulla responsabilità dei magistrati, che ha avuto il successo o insuccesso, dipende che sapete, e che però è rimasto lettera morta. Poi la magistratura ha ripreso un grande prestigio con la Tangentopoli del 92-93, e anche di questo ha fatto un cattivo uso, e siamo arrivati a oggi, dove siamo calati al 30, al 25%, 27%, con gli scandali di Palamara, con quelli di Amara e con quello di oggi, dove sono state arrestate altri 3 o 4 magistrati. Quindi è stata una degringolade, proprio una caduta verticale. Io ho il grande orgoglio, personalmente, di due cose: di aver fatto l'indagine sulle Brigate Rosse 40 anni fa. Il secondo è quando ho coordinato l'inchiesta sul Mose, di 300.000 ore di intercettazioni telefoniche, ambientali, direzionali che abbiamo fatto a Venezia, conoscendo quindi tutto di tutti. Potete immaginare, no? Knowledge is power, la conoscenza è potere, quanto va, non è uscita una riga sui giornali. Pensate a quante altre persone, giornalisti, politici di destra, di sinistra, sono state, si dice, delegittimate. Beh, l'onorevole D'Alema una volta ha detto sputtanate, una volta tanto sono d'accordo con l'onorevole D'Alema, sono state sputtanate in questo modo. Ecco, noi a Venezia non l'abbiamo mai fatto. Adesso la magistratura è una situazione, non dico drammatica, peggio, è stata screditata, e secondo me il peggio deve ancora venire, perché, e qua arrivo un po' alla fine, ma credo che vi interessi sapere come la penso, ha creduto di mettere il coperchio sulla pentola di Palamara cercando di spegnere l'incendio, e invece sta covando sotto. Ha creduto di cavarsela cacciando via Palamara come se fosse l'unico responsabile di quel sistema correntizio completamente fallito, completamente degenerato, completamente marcito,
che persino Paolo Mieli, che non è, tanto per far nomi di giornalisti, non è Feltri, non è Sallusti, non è Paolo Mieli, sapete, è sempre stato molto moderato, ha detto che è un verminaio, è un mercato delle vacche. Ecco, se uno come Paolo Mieli arriva a dire che il CSM, la magistratura nelle sue correnti è un verminaio, voi capite che purtroppo stiamo toccando il fondo e forse non l'avremo ancora del tutto toccato. Cosa si deve fare? Secondo me si deve fare una rigenerazione totale e anche culturale, a cominciare dal CSM, che deve essere completamente rivisto nella sua Costituzione, che secondo me, e lo ripeto da 25 anni, può avvenire soltanto per sorteggio, ma questo è questione di oggi, di questi giorni. Se volete la mia opinione, visto che magari qualcuno se no me la chiederebbe dopo, ma ho parlato troppo, quindi con questo finisco definitivamente, se volete la mia opinione, questo ministro non sarà in grado di fare queste riforme. Non sarà neanche in grado di abolire il reato di abuso di atti di ufficio, che invece dovrebbe essere spazzato via da un giorno all'altro perché i sindaci non lavorano più, se ne parlava prima, c'è quello, il reato di traffico di influenze, hanno paralizzato la pubblica amministrazione. Non avrà il coraggio di farlo perché in Parlamento c'è ancora un'ala un po' forcaiola e un po' anche matta, che pensa che la moralità, l'efficienza della pubblica amministrazione debba essere difesa con il carabiniere, il procuratore della Repubblica, i processi penali, che tra l'altro sono tutti quanti un fallimento dietro l'altro, e quindi questo governo sulla giustizia penale non avrà il coraggio di fare delle grandi riforme. Poi per il futuro questo lo vedremo. Grazie. Scusate. Allora, ricordatevelo, i processi penali sono un fallimento uno dopo l'altro. Quel signore lì che adesso prende il microfono ha passato la vita a seguire i processi penali. E vi lascio la modernità, cioè che cosa è successo 40 anni fa, me l'hai detto così a voce alta, camminare dei corridoi di un tribunale e difendere un brigatista voleva dire essere un avvocato. Poi gli aggettivi li puoi mettere tu 5 minuti. Tornando a quegli episodi, a quei tempi, io non dico che fossi diventato un lebbroso, ma ci mancava poco. Il salotto buono dei penalisti doc, che non ci sono più perché anagraficamente sono andati avanti, non mi vedeva di buon occhio. Io non ero tra gli avvocati illustri da rispettare. Avevo il saluto e il rispetto dei magistrati e dei pubblici ministeri che sapevano che cosa, in un modo o in un altro, io dovevo fare per tenere a galla la mia personale barchetta di difensore, per non sconfinare né da una parte né dall'altra. Ma non avevo molta considerazione e molto consenso dai miei colleghi. Ho fatto un periodo in cui sono vissuto, non dico da infame, ma quasi, uso un termine tanto caro alla malavita, quello della parola dell'infame, ma non mi sono mai preoccupato più di tanto. Dentro di me, nella mia coscienza, ci potevano essere delle idee che collimavano fino in fondo con certi commenti fuori onda con alcuni magistrati che istruivano e mi raccontavano di episodi cruenti e di frasi agghiaccianti durante le istruttorie. Tuttavia io non sono mai sceso a compromessi né con me stesso, nemmeno che mai con le persone che dovevo difendere. Non l'ho mai fatto, non lo faccio ancora oggi. Tuttavia oggi, e mi ricollego e poi chiudo anch'io, alle ultime considerazioni di Carlo, oggi purtroppo non c'è più nessuna certezza della pena. Chi sbaglia non paga più, c'è poco da fare. Guardiamo la statistica, arriva di tutto. Ieri mi è arrivata in mano una sentenza della Cassazione che ha dichiarato la prescrizione per 2 anni e mezzo di reclusione dati per un omicidio plurimo colposo, che è stato fatto durare qualcosa come 9 anni, ma con una istruttoria fondata su una sola perizia che si è risolta in 3 mesi. E aspetta che ti aspetta e rinvia che ti rinvia, questa è la realtà dei fatti. Ora, le riforme a livello dialettico, a livello culturale, sono tutte delle cose sacrosante e bellissime, ma insomma ci vorrebbe un po' di quel mordente
che Carlo e io abbiamo conosciuto ai nostri tempi, perché c'è poco da fare. In brevissimo tempo, 1 anno e mezzo, 2, il primo grado, quale che fosse, finiva. Lasciamo stare i mega processi, le mega indagini, ma anche le Brigate Rosse. Marina Bono è stata giudicata 1 anno e mezzo dopo l'arresto, mica 10 anni dopo. Qui abbiamo un testimone sulle stragi di Piazza Fontana, un sacco di processi pieni di fumo, ahimè. Ma insomma, la parola rinvio è diventata oggi una specie di rito. Guai a non concedere il rinvio. C'è stato un momento in cui gli avvocati erano diventati rinviisti, perché si andava dall'avvocato perché recuperasse il rinvio, perché si correva per la prescrizione. Mi è bastato vedere adesso il movimento della mano di Carlo e non serve che io dica altro, perché così è. Ora, quello che, visto da cittadino come voi, è il sentire, è che la magistratura a questo punto dovrebbe tornare ad avere, o per tornare ad avere la sua autorità e la sua autorevolezza, dovrebbe far vedere che qualcosa funziona, dovrebbe far vedere che c'è ancora qualcuno che sconta il peso o il prezzo di quello che ha fatto. Scusa Adriano, no, tanto per dare una mano all'ottimismo, no? Giustamente Carlo Nordio dice andrà peggio, bene. È venuto a mancare ormai di fatto il bilanciamento dell'opinione pubblica. Cioè i giornali di fatto non fanno più il loro mestiere. Era già difficile, tu hai ricordato bene nel 95, far passare certe robe. Potrei citare una roba ancora più semplice, cioè la criminalità organizzata. Scrivere di Felice Maniero ai tempi in cui Pavone, buonanima, che saluto e che ricordo, insomma era praticamente impossibile. Allora adesso ci manca anche questo, cioè non abbiamo più la capacità noi come giornalisti di fare il nostro mestiere. Allora, se è vero, come è vero, che ogni anno ci sono 1000 persone in Italia che vengono indennizzate per ingiusta detenzione, non per essere state arrestate, scarcerate il giorno dopo e rinviate a giudizio, no, per ingiusta detenzione vengono risarcite. Se viene a mancare anche il tentativo di riequilibrio che è l'opinione pubblica, secondo me siamo messi male, cioè rischio di essere d'accordo con Carlo Nordio, col quale non sono mai d'accordo, questa volta gli do ragione. Nell'evaporazione dell'opinione pubblica forse questo museo dovrebbe aprire un nuovo corso di dibattito. No, Maurizio, tieni il microfono in mano. Volevo chiedere una cosa. Hai colpito nel segno, anche se in quegli anni, parliamo sempre di 40, 50, 30 anni fa, c'era una sensibilità e c'erano dei poteri forse che si bilanciavano in maniera differente, ma non dimentichiamolo, e a te concedo questi minuti, c'era anche uno Stato nello Stato. Le crisi e le difficoltà che noi tutti vivevamo, soprattutto nel mondo del terrorismo, erano gli insabbiamenti, erano le coperture, vedi, quello è portavoce, quello è e quindi c'era un paese che si trovava in una condizione geografico-politica mondiale. Noi siamo stati la pista di atterraggio di tutti i terrorismi. Lodo Moro che dice: cari terroristi palestinesi, venite qua, fate quello che volete, però dopodiché non ci date fastidio. Una sola volta c'è stato forse un assalto all'aeroporto di Roma e poi tutti zitti, tanto che vi riportiamo a casa zitti e buoni con un aereo che si chiamava Argo e che è stato fatto precipitare a Montefibre, eccetera, dal Mossad, da chiunque l'abbia fatto, ma insomma l'Italia si pensava indenne. Ma abbiamo vissuto tutto quello che è stata l'indagine, l'investigazione, la giustizia verso il terrorismo nero pativa e ha continuato a patire tantissimo di questo clima. E questo che mi dà fastidio, che adesso sarebbe molto più semplice il lavoro di tutti, dei magistrati e anche dei giornalisti, cioè ai nostri tempi sul serio c'erano solo le scarpe, sembra che parliamo di 90 anni fa, no? In realtà fino agli anni 90 non c'erano i cellulari. Ti ricordi che intercettavamo la polizia, è notorio, che avevamo la radio per intercettare la polizia e spesso arrivavamo sul luogo del delitto esattamente in contemporanea,
ma quando si partiva era alla cieca. Adesso parti e durante la strada parli col mondo e quando arrivi sul posto sai già tutto, no? E a quei tempi andavi con quei scarsei dei gettoni a cerca della cabina, giusto? Quindi credo che adesso veramente sarebbe tutto più semplice. L'unica complicazione è la quantità di informazioni e di notizie, cioè adesso riuscire a capire in mezzo alla marmellata cosa c'è di buono è difficile, però i giornalisti potrebbero farlo sul serio, i giornalisti, invece non, cioè viene proprio a mancare questo lavoro. Paradossalmente dico che noi abbiamo avuto un culo strepitoso, abbiamo vissuto nel momento in cui l'Italia cambiava sul serio, non a caso Carlo Nordio ricorda Tangentopoli, è il momento in cui scrivevamo di tutto, scrivevamo sul serio di tutto, gli ultimi congressi che ci sono stati qua del Partito Socialista, della Democrazia Cristiana, mi ricordo la buonanima di Lago che mi chiamò alle 6:30 del mattino dicendo il padrone Rossi mi ha buttato giù dal letto perché hai scritto che sono ladri. E ho detto, direttore, allora no, dice hai ragione, però cerchiamo di non esagerare. Erano tempi in cui cambiava il mondo ed è cambiato sul serio. Adesso mi pongo veramente il problema, spero che i nuovi giornalisti che arrivano, i ventenni, trovino un meccanismo per far funzionare internet, cioè per fare il giornalismo nuovo, perché quello che tutto il lavoro che abbiamo fatto noi doveva aprire la strada, in realtà non l'ha aperta né per la magistratura, che appunto si trova in queste drammatiche condizioni e non mi fa per nulla piacere, e né per l'opinione pubblica. Non vedo la possibilità di rompere il meccanismo in questo momento e speravo tanto che sia Nordio che Sarti, che si occupano proprio di giustizia, dicessero vabbè, insomma è relativamente semplice la questione, basta scardinare questo elemento. Non è così. Cioè non so se poi il sorteggio nel CSM dopo 30 anni, Carlo, in cui no, è funzionato il sistema delle correnti, tu lo rompi col non lo so. Te lo chiedo perché proprio non lo so. Sì, io sto guardando Livio perché abbiamo ancora 7 minuti e 8, allora non so come, ma penso che un microfono possa girare o deve prendere uno io. Dicevo solo, ha dato una cifra a Maurizio Dianese, 1000 vengono risarciti ogni anno. Io non so se noi sappiamo quanti sono quelli in carcere, sono 30.000, 32, 33. 30.000 persone in carcere. Sì, 33, 35 perché poi girano, si muovono, a una cittadina, cioè non, sono comunque tantissimi che sono stretti, messi male e in grande difficoltà. È uno dei temi della nostra civiltà, dimenticare che Cesare Beccaria qualche settimana fa diceva alcune cose e noi su questo filone del disinteresse civico e che ci siamo costretti a prostrarci, quei 4-5 cervelli che ancora rimangono sono guardati anche con un po' di sospetto e di distanza e alla fine, io per questo dico, ci sono anche i libri, potremmo anche leggere, cioè le cose, non ha ragione Maurizio, abbiamo tanta carica di documenti, di dati, di cifre, forse poca voglia. Allora un microfono con lo spray, su alle tue spalle Livio, ho alzato la mano, è vero? No. Trova un signore con la camicia azzurra che si chiama Roberto Stevanato. Non vedevo Roberto che fai luce con i tuoi capelli e non... Ecco, facciamo così, facciamo le domande 2 o 3 in modo che poi ci possa essere una chiusura con le risposte. Ringrazio tutti, è stato veramente un piacere seguire e molto molto istruttivo, perché per quanto si legga su questi argomenti e per quanto li abbiamo seguiti, per quanto abbiamo stimolato anche questi incontri, questo ciclo di incontri, il primo è stato fatto con le scuole e l'ultimo è questo, con tutte le difficoltà della pandemia che ci ha fatto modificare pesantemente i programmi, devo dire che tutto sommato siamo arrivati ad avere un quadro conoscitivo dalle persone interessate in modo più approfondito, quello che normalmente non si legge dai giornali. Ringrazio quindi veramente i relatori, ringrazio M9 per tutto l'aiuto
e per tutto il contributo che ha dato per questo ciclo di conferenze. 2 considerazioni. Una prima considerazione: ho letto nelle vostre parole, sia nell'ambito giornalistico che nell'ambito giudiziario, delle forti autocritiche. E questo diciamo, è un onore al merito, perché il riconoscere i limiti, seppure grazie al giornalismo e grazie all'organismo giudiziario, su questo argomento perlomeno ci abbiamo messo una pietra sopra, speriamo perlomeno, ecco. Avete comunque evidenziato quelli che erano e che sono tuttora i limiti di questi nostri mondi con i quali abbiamo a che fare tutti i giorni. Questa è una considerazione. Una domanda: io sono arrivato un po' in ritardo, mi scuso, perché purtroppo una visita medica mi si è protratta molto più a lungo del previsto e quindi non so se già era stato trattato questo argomento. Al dottor Nordio in particolare, quanto ha contribuito la legge sui pentiti a fare chiarezza per quello che si è riusciti a fare, o comunque arrivare a chiudere la stagione del brigatismo rosso e del terrorismo rosso? Allora, altre domande? No, una più, facciamo una questione di vicinanza e poi passiamo di qua. E poi ne ho visto un'altra mano lì sollevata. Io volevo chiedere a Maurizio in particolare, ma a tutti, che l'analisi mi torna, gli anni sono quelli, ho qualche annetto meno, ma mica tanti. Per cui, come dire, abbiamo avuto l'infanzia tagliata da Piazza Fontana, una fanciullezza di terrorismo nero, per arrivare poi alla giovinezza con le Brigate Rosse. Così, no? Non mi torno ai conti su Bologna 1980. Dove sta, secondo te, secondo voi? Ricordo, non so se era un articolo di Nordio o di chi altro, posso sbagliare, che stava venendo fuori un'altra storia lì, di natura extra italiana. Volevo sapere la vostra opinione in merito. Avevo visto un'altra mano lì, no? Allora qua. Ah, guarda, Livio, dietro ancora. Chiedo scusa, facciamo per gruppi, altrimenti lui fa avanti e indietro. Vediamo se indovino la distanza. Una prima cosa per dire un'aggiunta alla memoria che ricordava Adriano. Quando c'è stata un'intervista al nostro super presidente Andreotti, il quale in un'intervista a Minoli ha dichiarato che Ambrosoli, come si dice a Roma, se l'è cercata. Allora, la conseguenza di questo è quanto ha detto Barbara Spinelli sulla patologia che affligge la maggior parte dei politici e quasi tutta la classe dirigente del nostro paese, una perdita di memoria che sconfina nell'amnesia e rivela una mancanza continuativa di coscienza etica. E anche questa è memoria. Poi Nordio diceva che i brigatisti rossi erano dei guerrieri belli, lucidi. Io leggo 2 righe. Siccome ci sono domande, Sì, davvero sì. chiudono, perché restare qua dentro è sconveniente. È il diffuso il 4 aprile, è il comunicato numero 4. La formazione del Partito Comunista Combattente. Agire da partito vuol dire rendere disfunzionale la macchina dello Stato, nello stesso tempo proiettarsi il movimento di massa, essere di indicazione politico-militare per destare, mobilitare, dirigere e organizzare il movimento proletario di resistenza offensiva verso la guerra civile anti-imperialistica. Più che lucidi, completamente folli sono. Vabbè, dai, di qua. Quanto poi ha fatto... No, basta però, altrimenti non si permette di rispondere, che non è... No, non si tratta di rispondere, non si può, se uno fa delle domande lunghe, 12 minuti, andiamo via. Che Moro l'hanno ammazzato, sì, grazie all'uomo. Non possiamo fare la storia degli ultimi 50 anni, Luciano, dai. Scusami. Qua l'ultima, ce ne sono altri? Davvero, altrimenti diventa... E un'altra, la signora che lasciamo per ultimo... Perché ci sono delle depurazioni. Sarò brevissimo. Un'osservazione a un passaggio di Dianese.
a proposito del terrorismo rosso che comincia, il terrorismo nero che inizia nel 69 e finisce nel 74. Ma come è stato ricordato, e la strage di Bologna dell'80 non rientra in questo filone? Attenzione, io vi prego, sono 50 anni di storia che abbiamo trattato. Sì, okay. Potremmo fare tutti una domanda e restare qui fino a domani. No. Livio non vuole, ma perché non può. Seconda cosa, una domanda, fra virgolette, tecnica, che mi rivolgo al giudice Nordio e all'avvocato. Avete fatto un'analisi spietata delle magagne della giustizia oggi e anche quindi della magistratura. Quanto secondo voi gli interventi che sono in programma da parte dell'attuale governo in relazione anche al Recovery Fund, eccetera, eccetera, cioè l'incremento degli organici, la modernizzazione della struttura, l'informatizzazione. Ho capito. Cosa farà il governo? È importante? Ultima domanda lì, la signora con la camicia a righe. Buongiorno, la domanda la rivolgo al giudice Nordio, visto che mia madre lo conosceva quando era viva mia madre, la signora, la compagna di Gori, Scantamburno Maria Letizia. Io sono la figlia. E chiedevo, io quando è morto Sergio, mi aspettavo, avevo 16 anni, mi aspettavo dietro i brigatisti come un grande mostro, come un qualcosa di grande, come un qualcosa che quando sarei venuta a contatto rimanevo spiazzata. Io sono venuta a contatto con il brigatista che ha ucciso Sergio, Vittorio Oliviero, e sono rimasta delusissima, perché quando sono andata all'aula bunker, che l'ho voluto vedere in faccia, finita l'udienza, a me è caduto un mito negativo, premetto. E allora lei mi dice che questi brigatisti erano davvero organizzati bene, erano delle menti geniali dietro. Lui non era una mente geniale, lui era un debole. E tanti di questi erano deboli. Loro hanno reclutato persone deboli, incapaci, secondo me, di capire il bene e di capire cos'è il male. E hanno sfruttato questa debolezza. Dietro di loro c'erano invece dei poli, dei nuclei forti, importanti, e loro erano delle marionette. Ascoltiamo le Io risposte. ho bisogno di sapere il perché di questo. Ascoltiamo le risposte. Poi lo passo. Ah sì. Così tante e poi se ci cacciano via, vabbè, sarò telegrafico, parto dall'ultima. Quando hanno giudicato Adolf Eichmann, che come tutti sapete era stato il massimo responsabile dello sterminio degli ebrei ed è stato giudicato a Gerusalemme nel 1960, la grande Hannah Arendt, giornalista, ha scritto un libro, La banalità del male, perché aveva seguito tutto il processo, pensava di vedere un demonio trinariciuto, aveva 6 milioni di ebrei sulla coscienza Eichmann, e invece aveva visto un omino un po' così, anche un po' vigliacchetto, che cercava di comportarsi. Ecco, non sono incompatibili le due cose. Una persona può essere estremamente maligna, estremamente crudele e anche estremamente determinata, e poi avere una sembianza abbastanza anodina senza essere per questo meno malvagia di quanto sembri. Che poi reclutassero persone deboli è verissimo, ma non è che fossero reclutate dalla CIA o dal KGB russo, erano reclutate sempre da loro, cioè avevano una testa tipo Moretti, tipo Gallinari, tipo Ognibene, tipo Savasta, ormai me li ricordo tutti, che erano. E poi reclutavano la povera Marina Bono, che a 18 anni gli hanno messo in mano la pistola, ha detto vai e uccidi. E lei l'ha fatto, aveva alle spalle quelli che la proteggevano, perché non si sa mai. Il commissario albanese, io l'ho visto, ha tirato fuori la pistola, ha sparato 3 colpi in aria, ma lei è riuscita ad ammazzarlo da sola. Se non ci fosse riuscita aveva la protezione. Certo che iniziavano prendendo persone deboli, ma erano sempre nell'ambito della stessa struttura. Questo volevo dire io prima, non è che fossero etero diretti. Questo per questa domanda qua. Poi l'efficacia dei pentiti è stata determinante. La legge sui pentiti è quella che ha scardinato proprio politicamente l'organizzazione delle Brigate Rosse. Non è stata causa sufficiente, è stata una concausa,
ma senza quella legge sui pentiti probabilmente non avremmo, diciamo, in pochi mesi dissolto quell'organizzazione che era costituita da migliaia di persone, che dopo ha avuto ancora dei colpi di coda, ma che abbiamo avuto Biagi, abbiamo avuto D'Antona, eccetera, ma erano dei colpi di coda estremamente rari. Teniamo presente che nel periodo di cui parliamo noi avevamo un morto al giorno. I magistrati, soprattutto mi ricordo Giacumbi, Minervini e Galli, sono morti in 3 giorni di seguito, e poiché in Italia a fare terrorismo eravamo una quarantina, ho detto se tanto mi dà tanto, qui non arriviamo a Natale. Ecco, quindi è stata... sul terrorismo nero, come si chiama, la strage di Bologna, lei ha citato, forse l'ha citato l'amico sotto, che io ho scritto un articolo. È vero, perché è emersa una cosa straordinaria, che c'era un morto in più, e forse era proprio la stessa persona che aveva l'esplosivo, perché era quella più devastata. Quando hanno fatto l'esame del DNA 30 anni dopo, hanno scoperto che non era la persona che era stata identificata. E lì è ritornata allora a galla la tesi di Cossiga, che di Servizi se ne intendeva, eccetera, che ha sempre sostenuto che più che essere un attentato, mentre sappiamo, probabilmente per quello che Maurizio prima si è fermato al 74, mentre sappiamo benissimo, ha detto lui, lo sappiamo, che fino al 74 sono stati fascisti, quella di Bologna è ancora immersa nel mistero, perché continuavano a emergere delle prove, indizi diversi. L'idea di Cossiga era che vi fosse un transito di palestinesi che portavano un esplosivo e che gli fosse, per così dire, scoppiato in mano. Cosa peraltro plausibilissima, perché come è stato ricordato prima, il lodo Moro era molto semplice. Noi avevamo dato carta bianca ai palestinesi di fare in Italia tutto quello che volevano, compreso il transito delle armi, con cui sono stati anche beccati varie volte a Fiumicino ed altro, e sono stati scarcerati perché in cambio avevano promesso che in Italia non avrebbero fatto attentati. Questo non significa che siano stati i palestinesi nell'80, significa però che quella storia è tutta da riscrivere. L'ultima domanda: cosa farà questo governo? Ecco, quello in realtà in parte avevo già risposto. Questo governo ha delle ottime intenzioni, però guardate, ha 2 obiettivi fondamentali, che sono quelli della pandemia e quello del recovery dell'economia, del recovery fund. Quando e se avrà assolto questi, avrà già fatto un grande miracolo, perché questo. E per quanto riguarda la giustizia, in questo momento, lo dico proprio anche se non c'entra nulla, è più importante la riforma della giustizia civile, perché è la lentezza dei processi civili che impatta di più sull'economia, perché nessuno investe in Italia. Primo, perché i processi durano troppo, se uno deve riscuotere un credito deve aspettare 10 anni, e secondo, perché l'amministrazione è ferma, in quanto è terrorizzata dall'intervento delle procure della Repubblica, perché ogni volta che firma qualche cosa succede come ieri, l'editoriale che ho scritto io oggi, il Siguardo Bettin, perché prima eravamo una volta tanto d'accordissimo, hanno messo sotto inchiesta il sindaco di Crema perché un ragazzino si è pizzicato le mani dentro tra i battenti di una porta di un asilo, e questo è soltanto uno dei tanti cose, perché un sindaco oggi ha 10, 20, 30, 100 informazioni di garanzia, quindi ci sono e questo impatta sull'economia, torniamo sempre lì. Quindi secondo me sarebbe già abbastanza se questo governo riuscisse ad accelerare la giustizia civile e a semplificare le procedure e le normative penali che riguardano esclusivamente l'amministrazione, perché la pubblica amministrazione ha anch'essa un forte impatto sull'economia. Il resto di cui stiamo parlando non solo forse non c'è il tempo, ma è estremamente divisivo, perché mentre per esempio la riforma del processo civile trova abbastanza concordi le forze politiche, come si tocca l'aspetto penale scoppia il finimondo, perché lì si dividono tutti anche all'interno degli stessi partiti. Adesso c'è un referendum, io sono favorevole al referendum, perché spero che sia un po' un rimescolamento di carte, una sbocciata, ecco, non si può andare avanti così, però è una questione che è proiettata verso il futuro. Io rispondo solo su Bologna, ma o no, anche perché ha già risposto. Il processo per la strage di Bologna è ancora in corso, perché sono saltate fuori delle novità. Ci sono pochi dubbi sul fatto che la bomba sia nera, però ha ragione Carlo Nordio, è come per Piazza Fontana, qualcun altro gli ha dato una mano e la strategia che sta dietro Bologna non è ancora chiara.
Quando nel 99 abbiamo fatto il primo libro su Piazza Fontana con Bettino, noi avevamo trovato un indizio abbastanza sicuro che Giusva Fioravanti e la Mambro erano a Padova il 2 agosto. Abbiamo passato questa informazione a Bologna e non è stata presa in considerazione. Resto convinto che anche sulla colpevolezza, che però è stabilita e quindi non si discute, è stabilita fino all'ultimo grado, mi resta qualche dubbio perché la ricostruzione che è stata fatta su quella giornata a Padova di Giusva Fioravanti e della Mambro non mi ha mai convinto, perché loro hanno dato alcune informazioni che riguardavano un incontro con Cavallini e adesso Cavallini è quello che viene processato nel nuovo processo di Bologna che si è aperto, e quindi mi resta ancora il dubbio che addirittura loro due non c'entrino direttamente. Questo non vuol dire che sto mettendo in discussione la sentenza, che è chiara e che individua i neofascisti come gli autori materiali astrali. Però drammaticamente dobbiamo dire che se Cossiga fosse vivo e fosse stato un po' più chiaro quando era vivo, avrebbe potuto illuminare meglio una strage che è importante tanto quanto quella di Piazza Fontana e sulla quale ci mancano ancora dei pezzi. Sì, io mi collego all'ultima parte della sua domanda, molto telegraficamente. Come si può provare a riprendere questa giustizia che non funziona? Come tutte le scale che si salgono dal primo gradino, se si ricominciasse a dare attuazione a quella legislazione, perché la norma è stata fatta sulla responsabilità civile, ma fino a un certo punto, dei magistrati, e qui io so che tocco un tasto molto delicato, ma ci sono comportamenti quotidiani che non sono solo colposi o di normale negligenza, ci sono dei comportamenti inquietanti e pericolosi di qualche magistrato che, se l'opinione pubblica potesse vedere essere bersaglio di qualche riflettore che finalmente si accende, vediamo lo scandalo Palamara. Cos'è successo? Fermo, Niente. no, fermo. Niente, No, fermo. Niente nella maniera più assoluta, ma se capitasse un centesimo, ma io l'ho scritto pochi giorni fa, proprio in risposta all'articolo di Carlo, se capitasse a uno di noi di essere scoperto in una vicenda del genere, hai voglia? Le informazioni di garanzia conta il nome di chi l'ha fatto e siamo all'inizio dell'articolo. No, vabbè, ma ecco, allora è chiaro che lo sconcerto del cittadino c'è, però la normativa sulla responsabilità dei magistrati c'è. Quando dobbiamo vedere che ci sono provvedimenti semplicissimi, senza motivazione, di troppi giudici che rinviano di 6, di 7, di 8 mesi un processo e non si sa perché non sono tenuti a dirlo, ci sono persone che stanno lì ad aspettare, che devono soffrire, devono anche molto banalmente e molto venalmente pagare gli avvocati, perché anche loro devono essere compensati anche per i lunghi rinvii che sono costretti a subire, perché noi abbiamo la difficoltà di spiegare ai nostri clienti perché non riusciamo ad avere una sentenza. Grazie Beppi. Tutto qua. Allora, finisco. Oggi la verità è così oscurata e la menzogna così in auge che bisogna amare la verità per conoscerla e scoprirla. 1648-1650, il Blaise Pascal di cui avevamo iniziato. Cambia poco. Grazie mille a tutti, grazie ai nostri ospiti. Io ringrazio molto Adriano Favaro. Vi ricordo che se volete l'ultima fatica di Adriano la potete acquistare qui uscendo dall'Auditorium Cronache di Piondo, che racconta tutti questi aspetti. Grazie a tutti.